In provincia di Venezia la possibilità di sviluppare tumori o malattie cardiocircolatorie correlate all'inquinamento è 3 volte superiore che nel resto del Veneto, dove tra l'altro l'incidenza dei tumori è del 20% superiore alla media nazionale. Lo dice uno studio dell'Istituto Superiore di Sanità ed è il dato che emerge anche dalla relazione di biomonitoraggio sulla contaminazione da diossine, FAS e PCB in campioni di uova provenienti dall'area metropolitana di Venezia, eseguito dal coordinamento No Inceneritore Fusina con il supporto scientifico di ISDE Medici per l'Ambiente, presentato a Palazzo Ferrofini. In sostanza, le uova prelevate nel veneziano sono avvelenate da diossine. Il mondo sta andando in direzione opposta alla nostra, mentre noi continuiamo a incenerire i rifiuti. Questo provoca danni alla salute e noi dobbiamo tenere assolutamente conto di questa questione. Chi ha i danni maggiori sono purtroppo i bambini, in tenera età anche. I dati di questo studio lo hanno dimostrato in pieno. La prevenzione deve essere l'attività politica per eccellenza, perché se si vuole servire la cittadinanza, sì, si deve garantire la continuità da un punto di vista economico, ma non può essere fatta a discapito della sicurezza dei cittadini, specie dei più piccoli. Lo studio è stato eseguito su 4 campioni di uova provenienti da galline allevate all'aperto in pollai familiari, dunque senza uso di antibiotici né prodotti chimici. 2 campioni prelevati nella zona di Villabona e nell'area agricola a sud di Malcontenta hanno evidenziato valori altissimi di diossine, eccedenti da 2 a 5 volte il limite di legge. Gli altri 2 campioni, prelevati in centro a Marghera e a sud di Oriago, hanno invece valori nei limiti fissati dal regolamento europeo. Noi chiediamo una moratoria, cioè noi chiediamo di sospendere i progetti, di ripensare tutto il ciclo dei rifiuti, di approfondire in maniera molto più precisa e appunto andando a vedere gli alimenti, andando a vedere i suoli eccetera, di approfondire qual è lo stato dell'ambiente e lo stato della salute della popolazione prima di fare qualsiasi altra scelta.